Sindaco, cos'è accaduto il 10 febbraio in questo comune? È successa una cosa molto molto grave amministrativamente parlando. Sono entrato nel suo ufficio bussando, la cosa più cattiva che ho detto è quella: per cortesia segretario potrebbe, e mi sono sentito negare il fascicolo. Nessuna discussione degenerata, dunque nessun sequestro. Valerio Lago racconta la sua verità su quanto accaduto all'interno di questo municipio lo scorso 10 febbraio. Quel diverbio con il segretario per un fascicolo, a suo dire tenuto nascosto a lui ma non alle opposizioni, è relativo a un procedimento disciplinare nei confronti di un capo area alle dirette dipendenze del sindaco. Purtroppo io non sapevo niente, è stato fatto un provvedimento disciplinare contro qualcuno alla mia insaputa. Da una settimana il segretario comunale risulta in malattia, il suo rientro è previsto venerdì, ma Lago gli rinnoverà la sua fiducia? Non viene data la fiducia perché non è mai stata tolta, insomma. Intanto il sindaco vuole ringraziare i suoi concittadini per la solidarietà ricevuta. Mi siete stati molto vicini, mi avete chiamato, il vostro sindaco è a posto, Valerio è tranquillo, qualcun altro dovrebbe essere un po' meno tranquillo e vedrete che alla fine il tempo è sempre galantuomo. Lei non si dimette comunque. Ma parliamo, dovrebbero dimettersi loro.